Un forte invito a pregare assieme, a fare del proprio matrimonio una testimonianza è il contenuto della giornata di spiritualità per le famiglie che si è tenuta al santuario di Nostra Signora della Guardia a Genova. Nuovo corso per Lavagna, Mangiante giura fedeltà alla Costituzione, la minoranza abbandona l'aula sulla nomina del Presidente del Consiglio, tanti i cittadini presenti alla riunione. Insediato il nuovo Consiglio Comunale di Ne, insieme a Francesca Garibaldi, il vice sindaco Fabrizio Podestà e l'assessore esterno Maria Stella Mignone. L'opposizione sarà attenta e vigile. Una giornata dedicata al sociale a Chiavari, sul Lungoporto, l'iniziativa Famiglia in Festa con giochi e animazione per bambini. Riaperta la spiaggia per tutti che permette anche alle persone con disabilità di fare il bagno in mare. Oliveti aperti anche nel Tigullio, promossa dal consorzio Olio DOP, con giornata di visite guidate e spiegazioni didattiche sul campo e nei frantoi. Diverse le iniziative proposte dalle realtà del territorio. Atmosfera anni 20 a Chiavari per la manifestazione Glamour promossa dal Tigullio Motor Club. In mostra in piazza Matteotti una quarantina di auto e moto d'epoca. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Tigullio oggi. Qual è il segreto della vita familiare? Pregare insieme. Lo ha sottolineato il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, al termine dell'incontro regionale delle famiglie liguri che si è svolto quest'oggi al santuario di Nostra Signora della Guardia. Un incontro durato tutta la giornata per condividere i principali spunti di pastorale familiare che arrivano dalle 7 diocesi della regione ecclesiastica ligure, ma soprattutto un incontro di riflessione e di preghiera che è iniziato con la catechesi ed è culminato con la celebrazione della Santa Messa. Vediamo. Siete riflesso del mistero della creazione e del mistero trinitario, così come noi sacerdoti siamo riflesso del mistero della redenzione. Lo ha detto il cardinale Angelo Bagnasco alle famiglie liguri riunite per la giornata di spiritualità loro dedicata al santuario genovese di Nostra Signora della Guardia. La giornata si è aperta con la catechesi di Monsignor Alberto Tanasini, che ha dato il là alla riflessione personale e di coppia. Dopo il pranzo la condivisione ed il racconto delle esperienze di pastorale familiare di ogni diocesi della Liguria. Quindi la messa con un richiamo semplice ed essenziale da parte dell'arcivescovo di Genova, quello di un segreto che ha detto va continuamente ricordato per poterne essere anche annunciatori a coloro che affrontano l'avventura del matrimonio. Il segreto è pregare assieme, come sposi e con i figli a qualunque età. Benedetto XVI, ha aggiunto il cardinale Bagnasco, ricordava che una famiglia che prega non conosce la disperazione e nelle difficoltà troverà sempre una via d'uscita. Ma c'è una seconda cosa che fa parte di questo segreto, ha detto il cardinale Bagnasco, ed è la lode a Dio. Il Signore è risorto, ci ha dato un cuore nuovo, ci ha resi partecipi di Dio stesso, ma non basta credere che Gesù è morto e risorto, è necessario scoprirne la presenza nelle pieghe dell'esistenza quotidiana. Chiediamoci dunque se la vita ruota attorno alla scoperta di Dio, perché allora sarà portatrice della lode. La comunità cristiana, ha poi precisato l'arcivescovo di Genova, ha dinamiche simili a quelle di una famiglia. Di qui l'invito a portare nelle diocesi lo sguardo della fede, riconoscendo la presenza di Dio, per essere tessitori della comunione ecclesiale e di unità e per essere tali scoprire con gli occhi della fede che Gesù è sempre presente. Al termine della messa il cardinale Bagnasco ha preso nuovamente la parola per assicurare a tutti i presenti la preghiera da parte dei vescovi liguri e in particolare ha ricordato le tante situazioni di eroismo nascosto che si vivono quotidianamente fra le mura domestiche. E nella catechesi che ha aperto la giornata, il vescovo della diocesi di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, ha sottolineato in particolare il valore di testimonianza che ha in sé il sacramento del matrimonio e ha invitato a dare un volto all'amore anche nei gesti quotidiani. In primo luogo ritengo che la testimonianza sia un qualcosa che passa non attraverso il dire ma attraverso il fare. Il comportarsi normalmente tutti i giorni è quello che può far sorgere in qualcuno l'idea che forse è un qualcosa che si può fare. A volte anche cadere può essere un percorso di crescita. Da quanti anni siete sposati? Proprio mercoledì abbiamo festeggiato i nostri 45 anni di matrimonio. Abbiamo fatto esperienza di cosa significa la presenza di Cristo all'interno del matrimonio, di Dio all'interno del matrimonio, che poi è quello che è sempre fedele
Ecco, una coppia diciamo esperta come la vostra, come può essere di testimonianza e di aiuto verso i giovani che decidono di sposarsi o che non sanno se sposarsi, convivere, eccetera, o le coppie sposate da poco? Beh, intanto non facendo gli esperti, ma semplicemente trasmettendo quello che è, cioè la bellezza, il bello, non negando che ci sono delle difficoltà, che le difficoltà vengono, ma che le difficoltà insieme si possono superare. Sappiamo che queste esperienze per la nostra famiglia sono molto importanti, anche per la coppia, per i bambini, nonostante il viaggio un po' lungo e alzarsi presto, soffrire la macchina, un po' di cose, però quell'animazione che c'è, che è molto bella anche per loro, e sono esperienze importanti che ci fanno crescere, ci uniscono. Vi sentite arricchiti al ritorno da questi incontri? Sì, sempre. È strano al giorno d'oggi sposarsi così presto, magari, e vi chiedo perché una coppia giovane decide di sposarsi in chiesa e vivere il matrimonio cattolico. Perché è bello e insomma è una bella testimonianza da portare. Non è facile, però noi ci abbiamo creduto da fidanzati e abbiamo portato avanti questo nostro amore in modo concreto. Avevamo voglia di una famiglia numerosa e quindi insomma siamo partiti presto, però consapevoli della possibilità del matrimonio per sempre, dell'amore per sempre, e quindi siamo molto contenti della nostra scelta di vita, del nostro progetto. A Rovegno questa mattina si è svolta la commemorazione di Aldo Gastaldi, il partigiano Bisagno, che fu fra i fondatori della divisione Cichero, per il quale il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, ha firmato il decreto che avvia la causa di beatificazione e canonizzazione. La cerimonia ha previsto l'inaugurazione dei restauri del monumento a ricordo di Aldo Gastaldi, realizzato dallo scultore partigiano Nicola Leonardi. Il monumento è stato scoperto assieme dal sindaco di Genova Marco Bucci e dal sindaco di Rovegno Roberto Isola. È seguita la messa presieduta dal vescovo ausiliare di Genova, Monsignor Nicolò Anselmi. Al termine l'orazione ufficiale tenuta dal sindaco Bucci, che ha ricordato l'esempio di Bisagno per i giovani e ne ha ripercorso la vita anche attraverso i punti salienti del codice Cichero. Il nipote, che si chiama a sua volta Aldo Gastaldi, ha annunciato la nascita di un comitato che vuole portare a conoscenza di tutti la testimonianza di fede di Bisagno, di cui oggi, ha detto, c'è bisogno a tutti i livelli. Nessuno vuole proporre un mito, ha aggiunto, ma ci interessa conoscere e far conoscere un giovane che ha basato tutta la sua vita sulla radicalità del Vangelo, morendo a 23 anni per rimanervi fedele. Il nostro compito è custodire la bellezza di questa storia per quello che è stata, ha detto Aldo. Oggi, ha aggiunto il nipote, ci dice che tutte le libertà che non ci riconducono a Cristo sono pericolose e false luci. Domani il Papa sarà a Camerino, nelle Marche, per visitare questa comunità profondamente toccata dal terremoto del 2016. In qualche modo sarà una visita a tutte le popolazioni e a tutti i fedeli che sono stati colpiti dal sisma nel centro Italia. Un modo per ribadire la vicinanza a chi ha perso casa e affetti. Francesco arriverà alle 8:45 e lascerà la cittadina marchigiana alle 15:30 circa. Un invito rivolto personalmente al Pontefice, spiega Monsignor Francesco Massara, arcivescovo della diocesi di Camerino San Severino Marche, ai microfoni di Radio Vaticana. Quando sono andato a trovare il Santo Padre l'ho invitato a venire a trovare questo territorio che ha sofferto molto per il terremoto, quindi io ho parlato delle sofferenze della gente. Il Santo Padre ha accettato subito di venire a trovarli come un padre va a trovare i suoi figli. La comunità ecclesiastica di Camerino, i fedeli, come si stanno preparando a questa visita? Quel giorno vivremo una giornata molto intensa che sarà qui a Camerino, ma abbraccerà tutta la diocesi. Ci sarà un primo incontro nelle casette, le cosiddette SAE, dove entrerà a trovare le persone che vi abitano, e come se entrasse in tutte le case del nostro territorio. Poi farà una visita alla cattedrale, che è inagibile, ed è come se entrasse in tutte le chiese, in tutti i monasteri inagibili della diocesi. Avrà un incontro con i sindaci, poi ci sarà il momento della Santa Messa con l'Angelus, piazza Cavour, che è la piazza dove
sarà celebrata la messa e l'Angelus, è come se fosse San Pietro quel giorno. Poi ci sarà un momento molto bello perché ci sarà l'attraversamento della città completamente deserta e si recherà a Santa Maria in Via, che è il santuario di Camerino. Poi avremo un momento bello, gioioso, di condivisione del pranzo con i sacerdoti, che durante il terremoto sono sempre stati vicini alla gente, e si concluderà con l'incontro dei bambini della prima comunione e dei genitori. È come se incontrasse tutti i bambini di tutto il nostro territorio. Ecco, i sacerdoti sono sempre stati vicino alla gente in questi difficili anni. La Chiesa in qualche modo ha avuto anche il ruolo di collante a Camerino affinché la gente non abbandonasse quel territorio? I sacerdoti sono stati sempre vicino alla gente e durante il terremoto in modo particolare anche con la neve. Sono sempre stati vicini, anche con la neve di 1 metro, sono andati a celebrare messa, anche nei luoghi più impensabili, quale un tendone, quale una casa, perché noi abbiamo avuto un terremoto delle strutture, ma c'è stato un terremoto più profondo che è quello dell'anima, quello dello smarrimento. Domani, in occasione della festa patronale di Sant'Antonio a Sestri Levante, il vescovo Alberto Tanasini conferirà il ministero del diaconato permanente a Giovanni Ranieri. La Santa Messa avrà inizio alle 10. In serata alle 21 il canto del Vespro, la processione con l'Arca del Santo per le vie della parrocchia, l'omelia e la benedizione eucaristica. La parrocchia di San Tommaso del Curlo a Levi celebra la festa patronale della Madonna del Pianto. Domani alle 17 la messa, la processione con l'Arca della Madonna e la benedizione eucaristica. Prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Lavagna. Di fronte ad un nutrito pubblico si è insediato il nuovo parlamentino guidato dal sindaco neoeletto Gianalberto Mangiante. La seduta, aperta dal giuramento del sindaco, ha registrato l'abbandono dell'aula da parte delle minoranze al momento dell'elezione del Presidente del Consiglio. Rendo pertanto il giuramento. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Con il giuramento del sindaco Gianalberto Mangiante si apre un nuovo capitolo per Lavagna dopo 3 anni di commissariamento a causa dello scioglimento per mafia del comune. Le pagine oscure del passato recente tuttavia riemergono a tratti nelle varie dichiarazioni di voto, sino a portare all'abbandono dell'aula da parte della minoranza al momento della votazione del nuovo Presidente del Consiglio, Matteo Barbieri, delegato al personale. Barbieri viene ritenuto dalle opposizioni incompatibili visto il suo ruolo di legale difensore del fratello Luigi nel processo Conti di Lavagna, una scelta che tuttavia il sindaco sostiene dandone motivazione. Io qui ritengo, perché sono un professionista, che l'avvocato Barbieri sappia e debba assolutamente tenere separato quello che è l'aspetto professionale dall'aspetto civico a cui è chiamato e di conseguenza sono certo che saprà portare avanti questo tipo di delega. Nelle dichiarazioni dei capigruppo, prima dell'abbandono dell'aula, il desiderio di dar vita ad un nuovo corso nell'attività amministrativa della città, improntata all'ascolto e alla condivisione. Ci permettiamo di indicare al sindaco e alla sua maggioranza quella che riteniamo essere la strada maestra per procedere in questo lavoro di ricostruzione della città. La strada è la partecipazione attiva di tutti i cittadini. E mi auguro in futuro di riuscire ad essere completamente d'accordo con queste scelte. In questo momento mi associo al collega, non sono del tutto d'accordo. Sarebbe opportuno che questo Consiglio, questa maggioranza puntasse sui punti di programma che erano comuni. Su questo, secondo me, sarebbe importante puntare con forza e dare la priorità. L'intenzione manifestata da Gianalberto Mangiante è quella di essere un'amministrazione non ottusa ma aperta, seppur con idee chiare, quindi un impegno personale del sindaco. Cercherò di fare il sindaco non tanto nel senso di farlo a tempo pieno, ma nel senso di farlo per il giusto e per l'esigenza che il ruolo, che mi rendo conto è particolarmente complicato, particolarmente difficile, richiede.
Anche a Nesse è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio Comunale. Dopo circa 25 anni l'amministrazione prende un nuovo corso con il sindaco Francesca Garibaldi. In minoranza 3 consiglieri, tra cui l'ex candidato a sindaco Marco Bertani, che annuncia un'opposizione attenta. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Non nasconde la commozione Francesca Garibaldi nel momento dell'insediamento come sindaco del comune di Ne. Alla sua prima esperienza nella politica amministrativa, Garibaldi è chiamata a guidare un comune che con il voto del 26 maggio scorso ha cambiato rotta rinnovando la maggioranza consigliare. Abbiamo cambiato completamente la linea del comune di Ne. La mia è una lista civica fatta da un gruppo di persone che ha a cuore il bene del comune e della nostra valle. Il nostro impegno fondamentale, come abbiamo detto nelle varie frazioni durante la campagna elettorale, è basato soprattutto sul sociale, sulle infrastrutture di cui abbiamo bisogno, perché il nostro è un comune vastissimo, quindi abbiamo bisogno di infrastrutture che aiutino la gente a ritornare in valle alla sera dal lavoro e che aiutino la gente a venire a trovarci in valle. Da parte dell'opposizione l'intenzione di mantenere l'impegno preso con gli elettori vigilando sull'operato dell'amministrazione. Abbiamo avuto, direi, un vasto consenso, quindi saremo presenti, vigili, siamo in una fase di riflessione, di ascolto e quindi cercheremo di portare avanti le nostre battaglie, le nostre idee dai banchi dell'opposizione, con coerenza, con onestà e con trasparenza, come abbiamo sempre fatto. Francesca Garibaldi, che ha tenuto per sé le deleghe a bilancio, protezione civile, personale e cave, sarà affiancata dal vice sindaco Fabrizio Podestà, che avrà deleghe ai lavori pubblici, servizi tecnologici, nettezze urbane e attività produttive. Assessore esterno Maria Stella Mignone con delega a cultura, servizi demografici, urbanistica ed edilizia privata. Lavoreremo tanto sul turismo, su un'enogastronomia che è già presente con i vari agriturismi, con il nostro mercatino agricolo che è un fiore all'occhiello, con gli agricoltori della valle. E soprattutto il nostro compito principale sarà quello di aiutare i più piccoli dando più servizi alle famiglie che già abitano qua con noi e aiutando anche quelli che vorranno venire ad abitare e anche aiutando le persone più anziane, la nostra è una popolazione di anziani, con vari servizi anche domiciliari. E il sindaco di Ne ha inoltre conferito gli incarichi agli altri consiglieri comunali di maggioranza. Loredana Arpe si occuperà di politiche sociali, rapporti con l'ASL 4 Chiavarese, Danilo Garibaldi sport, Simona Guerrieri pubblica istruzione e sarà anche responsabile delle comunicazioni. Ad Alessio Cuneo la delega in agricoltura, turismo, ambiente, informatizzazione comunale. Cristina Rivara gestirà i rapporti con le parrocchie, le frazioni e le associazioni e il commercio. Simone Sanguinetti coordinerà le politiche giovanili, la caccia e la pesca. La cronaca, andiamo sul nostro sito teleradiopace.com. C'è stato un incidente questo pomeriggio lungo l'autostrada A10 in direzione Genova. Un'auto ha perso il controllo subito dopo l'uscita di Pra. Le persone che si trovavano all'interno del veicolo sono rimaste bloccate e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Multedo, che hanno aperto le portiere utilizzando il divaricatore idraulico e hanno affidato i 2 feriti alle cure del 118. L'autostrada è rimasta chiusa al traffico, una decina di minuti a gestire il traffico la polizia autostradale. Ieri sera attorno alle 21:50 si è verificato un grave incidente a Carasco in località Santa Maria di Sturla. Un'autovettura è entrata in collisione con una moto. Nell'impatto sono rimasti feriti un uomo ed una donna. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze della Croce Verde di Carasco, l'automedica Tango 1 da Rapallo e l'automedica Tango 2 da Chiavari. Entrambi i feriti sono stati trasportati all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso. A Chiavari è stata una giornata interamente dedicata al sociale. Sul lungomare Don Giussani si è svolto Famiglie in Festa, un pomeriggio dedicato ai bambini con giochi e animazione. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Chiavari con la collaborazione dei servizi per l'infanzia, enti del terzo settore ed associazioni di volontariato. A poca distanza dal lungomare, accessibile dal porto turistico, si trova la spiaggia libera accessibile dai disabili. È stato riaperto oggi il servizio Spiaggia per tutti, gestito dal Villaggio del Ragazzo e dall'Anfast Tigullio Est. Famiglie in Festa è l'evento dedicato ai bambini e alle loro famiglie, che hanno potuto partecipare a vari giochi ed attività organizzate dalle diverse associazioni del territorio che si occupano di infanzia.
Abbiamo avuto l'idea di festeggiare cercando di coinvolgere anche le altre realtà che sul territorio si occupano di servizi rivolti alle famiglie e ai bambini. Quindi da qui l'idea nata con la ludoteca comunale, con le associazioni del territorio, di creare un evento un po' più allargato dove accogliere i bambini, fargli sperimentare alcune delle attività che facciamo al centro famiglia durante l'anno. Quanto è importante il fatto che ci sia sinergia tra le varie associazioni nell'organizzare gli eventi? È molto importante perché comunque ognuno di noi intercetta alcune famiglie, è molto difficile che ognuno di noi riesca a intercettarle tutte, però far confluire le informazioni è fondamentale perché i cittadini possano usufruire di tutte quelle che sono le risorse presenti sul territorio. Sempre nell'ambito delle associazioni che svolgono attività per il sociale è stata inaugurata oggi la Spiaggia per Tutti, il servizio di balneazione per persone con disabilità e non autosufficienti, fornito dai volontari del Villaggio del Ragazzo e dall'Anfas Tigullio Est. È attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19. Allora, questa è una spiaggia libera accessibile e dotata di 2 spogliatoi, 2 delle docce e il doccino per disabili motori, e si può utilizzare anche l'acqua calda. Anche i servizi sono accessibili, ci sono le piazzole dedicate a disabilità motoria e una passerella che permette la balneazione che arriva praticamente sulla battigia. In dotazione abbiamo soprattutto le Sand and Sea che permettono la totale balneazione, abbiamo le tiralò che sono praticamente dei lettini galleggianti e le yob che sono praticamente dei lettini che si possono posizionare sulla spiaggia. E poi abbiamo anche un lettino, un sollevatore. Allora questa spiaggia è importantissima, è un gran servizio che dà il Comune di Chiavari, il Villaggio e l'Anfas, perché in questi anni abbiamo capito che ci sono molte persone che sono anni che non possono andare in spiaggia liberamente e questo abbiamo anche un gran ritorno dai nostri ospiti e questo è veramente, ci fa molto piacere, è un servizio che facciamo molto volentieri. Cambia sede l'isola ecologica presidiata di Vico del Bastione a Chiavari. Il Comune, per incentivarne la fruizione, a partire da lunedì ne ha deciso lo spostamento in Piazza della Torre. La postazione, presidiata dal personale della cooperativa Maris e nella quale sarà possibile conferire tutti i materiali, sarà operativa tutti i giorni, esclusi la domenica e il venerdì, per permettere lo svolgimento del mercato settimanale. L'orario dalle 6 alle 11. Con l'inizio della stagione estiva a Sestri Levante hanno preso il via gli interventi di pulizia e disinfezione straordinaria della città con cadenza intensificata. Quest'anno, oltre ai consueti interventi integrativi, l'amministrazione comunale ha previsto una serie di servizi straordinari che entreranno in azione non solo durante il periodo estivo, ma anche nel corso delle più importanti festività e ponti nel corso dell'anno. L'importo complessivo dei servizi aggiuntivi ammonta a oltre 100.000 euro. Dalla settimana prossima il Comune metterà in campo una nuova spazzatrice elettrica manuale che opererà sui marciapiedi della città. È pronta a entrare in azione anche una macchina dotata di kit di pulizia che opererà secondo un programma settimanale nelle vie della città ed in particolare nei portici. È stato inoltre avviato a maggio, grazie alla collaborazione tra il personale della nettezza urbana e una ditta specializzata, un articolato programma di pulizia del verde che riguarda il taglio erba e la pulizia dei bordi stradali e delle cunette in città e nelle frazioni. Oliveti aperti anche nel Tigullio. Per tutta la giornata sono state organizzate visite e spiegazioni didattiche nei frantoi e nelle tenute curate dagli olivicoltori locali per una iniziativa promossa dal Consorzio Olio DOP. Questa mattina siamo andati a Santa Giulia per seguire i soci della cooperativa Lavagnina. Risuonano le note delle sinfonie di Mozart tra gli ulivi della collina di Santa Giulia, capitale a Lavagna, dove un appassionato olivicoltore, Nino Trifiletti, nel seguire l'esempio di un vigneto in Toscana, ha deciso di prendersi cura anche così delle piante che crescono nel suo oliveto. Una passione che va ben oltre l'aspetto economico, è quello che ha avuto modo di raccontare alle persone che oggi hanno scelto di aderire all'iniziativa Oliveti Aperti, promossa in tutta Italia dal Consorzio Olio DOP. Quello promosso dalla cooperativa Lavagnina è solo uno dei tanti eventi che sono stati realizzati anche nel
nel Tiguglio. Facciamo vedere tutte le attività che si svolgono all'oliveto, quindi la raccolta, la battitura delle olive, la potatura, e facciamo vedere tutte le attrezzature che si utilizzano, e poi facciamo fare anche un piccolo giro nell'oliveto per far vedere proprio tutte le piante, non tutte ma un po' di piante, e poi li portiamo anche in una parte panoramica per fare delle foto, diciamo, del panorama di Lavagna, di Chiavari e di Portofino. Le persone sono interessate, seguono, fanno domande? Sì, sono interessate, fanno domande. Poi stiamo facendo vedere anche i muretti a secco, che è diventato patrimonio dell'UNESCO, muretti a secco che qui ce ne sono parecchi. Poi una volta fatto l'uliveto li portiamo queste persone al frantoio, li facciamo vedere le attività del frantoio, quindi tutte come se avessimo raccolto le olive oggi virtualmente, le portiamo in frantoio e facciamo vedere l'attività, diciamo, del frantoio per dove esce l'olio. Lei è il proprietario di questo uliveto, da qualche anno ha fatto una scelta di vita in questo caso. Sì, io ho fatto una scelta di vita, lavoravo in Telecom, poi a un certo punto non mi trovo più bene, quindi ho deciso di comprare questo terreno, diventare olivicoltore, e sono produttore di olio anche DOP. Lei cura questo appezzamento anche in maniera particolare, c'è della musica che risuona tra queste piante. Sì, io ho messo Mozart perché ho letto su qualche rivista che le piante hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo, però a 20 è un po' difficile, quindi le piante, essendo l'essere vivente più antico dell'universo, effettivamente hanno sviluppato dei sensi al di fuori dell'umano, ecco, diciamo, e quindi la musica sicuramente fa bene alle piante. Atmosfera anni 20 a Chiavari, dove per tutto il giorno in piazza Matteotti hanno fatto bella mostra di sé una quarantina di auto e moto d'epoca. L'iniziativa Glamour è stata promossa per il secondo anno dal Tiguglio Motor Club. Quasi 40 tra moto e auto i mezzi d'epoca in bella mostra in piazza Matteotti a Chiavari, con tanto di equipaggi vestiti a tema. Per il secondo anno la magia degli anni 20 e 30 ha saputo richiamare nel Tiguglio tanti appassionati provenienti anche da fuori regione. Vengono da Genova, da Reggio Emilia, da Carpi e da Spezia, e soprattutto anche qui del Golfo Tiguglio. Che mezzi abbiamo? Qualche chicca? Abbiamo delle chicche, c'è la 501 Fiat, c'è la 508, la 509, c'è una Cadillac del 34, ci sono due pezzi rarissimi di sidecar, uno del 19 e uno del 16, e soprattutto quello del 16 era un taxi di Savona. Cosa nasconde la passione dietro alle due ruote e alle quattro ruote d'epoca? La passione di un ricordo della nostra infanzia, perché soprattutto sono meccanica diversa, cose che non si potranno più vedere solamente per merito dei appassionati, che uno può vedere queste cose qua. I mezzi, tirati a lucido e perfettamente funzionanti, in mattinata hanno sfilato per le vie di Chiavari per fare il ritorno in piazza Matteotti, dove già dalla prima mattinata sono state centinaia le persone che, incuriosite, si sono avvicinate alle auto e alle moto per una fotoricordo. Una manifestazione organizzata per il secondo anno dal Tiguglio Motor Club, realtà che conta centinaia di iscritti in tutto il territorio. Il nostro motoclub comporta circa 600-700 soci. Poi non organizziamo solo questa, organizziamo anche la Mare Monti, organizziamo la notturna e poi facciamo delle manifestazioni, facciamo gli auguri in piazza a Chiavari, facciamo la moto Befana a Sestri, è tutta un'organizzazione di passione. Lunedì prossimo, a causa di un guasto alla rete di distribuzione, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa dalle 8 alle 17 nella zona di Pezzonasca e di Moglie Alta, nel comune di Moconesi. Il provvedimento è necessario per poter effettuare i lavori di riparazione e sostituzione di alcune tubature danneggiate. Sarà tuttavia garantita l'erogazione dell'acqua nella fascia oraria dalle 12 alle 14. Ora vediamo la scheda degli appuntamenti in programma per domani.
Appuntamenti in programma per domenica 16 giugno. Escursione lungo il Sentiero dei Tubi a partire dalle 8 con partenza dalla chiesa di San Rocco di Camogli. È un percorso accessibile solo con le guide del Parco di Portofino. Avrà inizio alle 10 nella sala Ocule del municipio di Sestri Levante la cerimonia di premiazione del concorso Due Facce Umorismo a Sestri Levante. È un'iniziativa dell'Associazione Culturale Uleudo. Ci sarà una raccolta straordinaria di sangue in piazza Mazzini a Chiavari, è un'iniziativa dell'Avis che si svolgerà dalle 8.30 alle 12.30. Prima edizione di Mulinarte al Mulino di Belpiano Rapria, una giornata con artisti e le loro creazioni, appuntamento a Belpiano dalle 10 alle 18. Ultimo giorno a Sestri Levante per visitare la mostra Voi grandi siete tutti uguali, che illustra i diritti dei bambini con il volto di Mafalda, il celebre personaggio di Chino. Fra le sale della mostra e quelle del Musel si snoda il quiz a tema archeologico di Ilaria Lanata, che sarà al centro dell'attività Io ero così, dedicata agli antichi liguri. L'inizio alle 10.30 a Palazzo Fasce. A partire dalle 11 al Sollevante di Cavi di Lavagna, mostra personale di Luisa Tarantola. Alle 20.30 emozioni in musica con Claudio Tarantola al pianoforte e la soprano Monica Martini. A partire dalle 12.30 avrà inizio la 13ª raviolata a favore dell'Anfas Villa Gimelli. L'appuntamento è al campo sportivo di San Lorenzo della Costa, Santa Margherita Ligure. Nell'ambito della rassegna al femminile dedicata alle grandi compositrici classiche, a Santa Margherita Ligure a partire dalle 17 nella cornice di Villa Durazzo, concerto dedicato alle opere di Lili Boulanger, Teresa Carregno, Cécile Chaminade e altri ancora. Protagonista la pianista Wan Yuliu. Alle 17.45 al Santuario di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo, ultimo appuntamento per Note d'Arte di Primavera 2019, promosso dall'Associazione I Musicanti del Castello. Luigi Colombini e Guido Ferrari si esibiranno in un concerto per sax e organo. A Cogorno torna il tradizionale appuntamento con la Sagra dei Testailleux in località Belvedere, in serata apertura degli stand gastronomici, a seguire musica. Alle 21 all'Oratorio di Sant'Erasmo a Santa Margherita Ligure l'associazione Spazio Musica Genova organizza un galà artistico internazionale con cantanti lirici che proporranno brani di opere di Puccini, Rossini, Mascagni e altri ancora. Sempre alle 21, ma al Santuario di Sant'Antonio a Chiavari per il Festival della Polifonia e del Folklore, esibizione del Coro Antoniano, del Coro La Contrada di Santo Stefano d'Aveto, del Coro Montebianco di Genova e della Scola Cantorum Monsignor Trofello di Camogli. Lunedì 17 giugno secondo appuntamento con il corso di primo soccorso organizzato dalla sezione di Lavagna della Croce Verde Chiavarese. Alle 20.30 nella sala Albino della Biblioteca Comunale Luigi Calcagno descriverà le principali patologie cardiorespiratorie. Prima di concludere un aggiornamento di sport, parliamo di pallanuoto a Padova e il Chiavari in Serie B maschile nell'ambito dei play-out ha vinto 5-4 contro la Mestrina. In questo modo il Chiavari aveva già battuto la squadra veneta per 7-5 nella gara di andata, in questo modo Chiavari Nuoto ha conquistato la salvezza e dunque disputerà ancora la prossima stagione del campionato di pallanuoto maschile in Serie B. Terminiamo così questa edizione di Tigulli Oggi, vi ricordo che il prossimo nostro appuntamento con l'informazione sarà lunedì mattina alle 7.30 con la rassegna stampa. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buona domenica a tutti.